Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ogni tanto appunto qui in redazione diciamo che forse, eccediamo, forse indugiamo in una semplificazione eccessiva quando diciamo che le sinistre italiane e continentali in questo caso sono, oggettivamente alleati di quel club di galantuomini, noto come Hamas. Forse, ci involviamo in un'equazione troppo semplicistica e ingenerosa. Ebbene, poi arriva la fonte più autorevole in materia, invece, a smentirci, a cancellare qualunque nostra preoccupazione, a dimostrarci che è oggettivamente così, che oggi i cosiddetti progressisti, ormai tra mille virgolette, sono i migliori alleati dei peggiori oscurantisti del pianeta, nella fattispecie appunto i galantuomini nazi islamici di Hamas, autori del primo pogrom che si è dato nella storia dopo la fine della seconda guerra mondiale, massacratori di civili, sgozzatori di bambini, violentatori di donne, tutto questo solo per sanare la colpa delle loro vittime, cioè l'essere ebrei. Ebbene, proprio Hamas che ci dice che è effettivamente così, che oggi il mondo progressista è il loro migliore alleato, il loro cavallo di Troia in Occidente. È sostanzialmente il succo del discorso che ha fatto in una TV araba uno dei principali leader di Hamas, Razi Ahmed, che ha detto il riconoscimento internazionale che sta arrivando allo Stato di Palestina è uno dei frutti del 7 ottobre. Attenzione, il riconoscimento internazionale che sta arrivando dello Stato di Palestina, cioè quello che hanno messo sul tavolo, hanno dichiarato come obiettivo a breve termine e loro priorità politica, Emmanuel Macron, il presidente diciamo tecnoprogressista francese, e Keir Starmer, il premier laburista britannico, cioè due nazioni che sono capisaldi dell'Europa, in teoria dell'Occidente, no? Cioè della cultura occidentale, della cultura della libertà della persona, della dignità della persona, della separazione tra peccato e reato, insomma Francia e Regno Unito, non due nazioncine residuali. I due loro leader hanno detto che sono prontissimi anche nella prossima assemblea ONU a riconoscere e perorare la causa dello Stato di Palestina. Questo risultato, che è oggettivamente un risultato politico per i galantuomini di Hamas, è avvenuto grazie al 7 ottobre. Ce lo dicono loro. Cioè Hamas dice grazie al 7 ottobre stanno riconoscendo lo Stato di Palestina, cioè l'azione politica di Macron e Starmer è un favorone a costoro, non c'entra niente con la causa dei palestinesi oppressi, è obiettivamente riconoscere lo Stato di Hamas e dare seguito a uno degli intenti del 7 ottobre, cioè all'intento di chi ha organizzato il pogrom, di chi ha ucciso gli ebrei in quanto ebrei, di chi ha pensato, di chi ha riportato l'orrore supremo nella carne, nella tragedia della storia. Tant'è che è andato avanti Ahmed dicendo che Hamas non ha nessuna intenzione di deporre le armi, figuriamoci di cancellare la propria missione fondatrice e la propria ragione sociale addirittura millenaristica, cioè la cancellazione dello Stato di Israele, che non ha nessuna intenzione di restituire gli ostaggi. Ma d'altronde queste non sono cose che preoccupano Macron, Starmer e tutte le anime belle europee e italiane, perché Macron e Starmer non hanno posto nessuna condizione, non hanno previsto, diciamo sarebbe stato discutibile, ma avrebbe avuto una sua razionalità interna, no? Riconosciamo lo Stato di Palestina a condizione che Hamas consegni le armi, dichiari di non perseguire più la cancellazione dello Stato degli ebrei, restituisca gli ostaggi. No, nulla di tutto questo. Macron e Starmer sono lì, non vedono l'ora che arrivi la prima assemblea dell'ONU per fare quello
che Hamas vuole e che aveva in mente quando ha fatto il 7 ottobre. Quindi Macron e Starmer come utili idioti del 7 ottobre. E questo ce lo stanno dicendo i capi di Hamas. Ci rendiamo conto del cortocircuito in cui siamo avviluppati, per cui questa ideona di questi due leader importanti della sinistra europea è stata presentata come un atto politico lungimirante, addirittura umanitario, dal mainstream italiano in primis in coro, no? Facciamo come Macron, facciamo come Starmer, loro sì che sono civili, cosa aspettiamo a riconoscere lo Stato di Palestina? Aspetteremo molto per fortuna finché c'è il centrodestra al governo e soprattutto finché c'è Hamas di là al governo, perché non siamo ancora così obnubilati dall'ideologia woke che abbraccia l'altro purché sia, basta che non sia l'uomo occidentale, figuriamoci l'ebreo, dal dare a queste canaglie ciò che a quanto pare volevano perseguire col 7 ottobre. Quindi per fortuna in Italia non siamo a questo punto e da oggi possiamo dire ufficialmente che signori come Macron e Starmer sì, sono i migliori alleati di Hamas. Grazie a tutti, a domani.